Una passeggiata per valorizzare i mulini dalla BC Sicilia capeggiata dal presidente Teresa Chimenti. Sì, oggi stiamo facendo, anche se il tempo non è stato molto clemente, comunque abbiamo azzardato e siamo venuti a fare già la prima tappa qua al mulino del signor Belleci, che graziosamente ha messo a disposizione dopo lunga fatica per dargli una pulita e rendere più accessibile il locale. Questa passeggiata è inserita nella manifestazione della Settimana della Cultura che viene fatta ogni anno, e BC Sicilia ha presentato questo progetto, è stato accettato e vedo che stamattina, nonostante il tempo sia brutto, è venuta molta gente a farci compagnia. Ora, dopo questa tappa, proseguiremo per vedere la Saia e poi arriveremo al borgo, dove visiteremo il borgo e tutto quello che c'è da vedere, la chiesa e quant'altro. Che cosa dire? BC Sicilia si è sempre attivata per fare conoscere il territorio, e questa è un'occasione buona per fare conoscere il mulino del signor Belleci, che con la sua buona volontà pensa di poter restaurare, con l'aiuto di fondi messi a disposizione da bandi europei e così. Colgo l'occasione ancora una volta per ringraziarlo. Grazie, quindi i mulini sono la memoria storica di Partinico. Sì, 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 come appunto hanno spiegato poco fa i nostri accompagnatori, la vita dei mulini era abbastanza vivace, perché era il punto di ritrovo di tutta la gente che per tanti mesi stava lontano dal paese, nelle campagne, ed era quando si veniva a fare la molitura era il momento giusto per rivedersi, raccontare i propri il proprio vissuto in questi mesi che non si erano visti, si ritrovavano, si tramandavano anche racconti fra di loro, era una vita abbastanza vivace nei mulini, si cantava, insomma, era l'occasione per stare insieme. Diciamo che nei mulini c'era una propria vita, perché c'era anche il punto di ristoro, c'era il punto per il ricovero degli animali, c'era la possibilità di poter pernottare, perché non tutti si doveva aspettare per la molitura del proprio grano, e quindi diciamo era un momento di convivenza, il raccontarsi le storie, e quindi con il proposito di rivedersi per la prossima volta.